E adesso noi andiamo a vedere una secolare corsa a cavallo ed è per noi in questa festa Annalisa Baldi. Festa, ma che bella questa festa, ma che bella questa festa insieme a te. Ciao a tutti, sono appena arrivata in Sardegna, a Sedilo, e qui sento spari, grida, cavalli, cavalieri. Ma vediamo, Sardia Ido kun su coro zoca zoca e marzuttat tottu sacarena e sos pes fri. E mi assuda tottu sacarena. E sos pes fritos che nie. Ho capito tutto. In mazzucca Ma lei chi è, scusi, Io sono un sedilese, povero sedilese. Ma e quindi Prima ero cavaliere, adesso sono più vecchio e faccio il fuciliere. Ma che succede oggi qui a Sedilo? Adesso rinnoviamo la guerra di Costantino Magno, imperatore, contro Marsenzio, in Punta del Milvio. Beh, e allora andiamo. Certamente. Andiamo. Mili avattusa trotta, prosadi si sposò in sto garco, l'hanno subisu in sto garco, Oggi a Sedilo è il giorno più atteso dell'anno, l'Ardia di San Costantino, Sardia de Santo Antino, è giusto Pino? Giustissimo. Oh, come è strutturata? Quindi ci sono 3 pandele che sarebbero le 3 bandiere. Sì. Come si diventa capobandiera? Viene scelto dal prete della parrocchia di Sedilo in base anche alle qualità. La prima pandela viene scelta, la prima pandela è quella che poi sceglie la seconda e la terza pandela. Tutti e 3 poi si scelgono le scorte. Quante sono le persone, i cavalieri a cavallo delle scorte? Dipende, varia da anno in anno, possono essere 50, 80, anche 100, si è arrivati anche a 100. Quindi adesso però ci spostiamo a vedere proprio il circuito con i passaggi più, diciamo, difficili. Più Andiamo. impegnativi, non difficili. Passiamo l'arco di Costantino. Pino, questo è il circuito dove si svolgerà l'Ardia. Sì, la corsa, Ecco, quali sono i punti, diciamo, più suggestivi, anche quelli più difficoltosi? Sono la discesa di Suvrontigheddu, l'entrata nell'arco e la discesa della chiesa verso la Samuredda, che sarebbe quella costruzione circolare che è nel basso. Ma esattamente il termine Ardia che cosa significa? Significa proteggere e fare la guardia. E allora adesso non ci resta che vivere l'Ardia. Buon Ardia a tutti! E a Trosanno il Menzus. E tradotto, ogni anno sempre meglio. Sì. Eccoli, eccoli! Le pandele e le scorte attraversano a gran velocità l'arco e procedono la corsa! Un caso eccezionale quest'anno, padre, figlio, prima e terza pandela. Un saluto a tutti voi dall'Ardia di San Costantino di Sedilo, in compagnia di una meravigliosa banda. Maestro, maestro, venga, venga. Salutiamo e dirigiamo la banda. Ciao a tutti e alla prossima festa. Ciao da Sedilo!